Fernando Codonesu è il sindaco di Villa Puzzu. Gli chiediamo quanto convenga al comune avere il poligono nel proprio territorio. Se io do il 58% del territorio, se proprio vogliamo fare il conto della serva, dovrei avere almeno una proporzione che gli assomigli in termini di posti di lavoro, in termini di indennizi e così di seguito. La verità è esattamente il contrario. Quanto c'è stato? Quant'è la proporzione? Villa Puzzu ha veramente pochissimo. Ha un indennizzo di circa 450-480 mila euro l'anno, che sono proprio una miseria, e a fronte di tutto questo, complessivamente, fra militari, civili, personale che lavora fra le pulizie, le mense, eccetera, ha circa 120-130 oggi. Posti di lavoro, ma tenga presente che quando parliamo di mense e di pulizia stiamo parlando di lavori da 500 euro al mese. Quindi no, assolutamente. La realtà è questa, è che lo Stato italiano ha avuto tutti questi territori e sostanzialmente li ha avuti a livello pressoché gratuito. Codonesu, in qualità di fisico, si è occupato dell'inquinamento all'interno del poligono, incaricato dalla Commissione sull'uranio impoverito del Senato. Qui sono presenti inquinamenti di tipo diverso e soprattutto sono presenti inquinamenti, se vogliamo definirli così, di tipo multifattoriale. Sicuramente c'è un inquinamento di origine chimica, sicuramente c'è un inquinamento di origine appunto strettamente militare, sicuramente c'è stato un inquinamento di tipo elettromagnetico e così di seguito. Sicuramente, e questo è stato rilevato, c'è anche un inquinamento radioattivo, comunque sia. Posso chiederle se avete fatto una stima approssimativa di quanto può costare bonificare? Ragioniamo su un'ipotesi minima di 700 milioni di euro e un'ipotesi diciamo un po' più larga di circa 1,5 miliardi di euro. Poi ci sarà da aggiungere la bonifica del mare? Beh, ovviamente c'è anche questo ragionamento. Presta poco, su quello di... diciamo così, non ci sono ordini di grandezza perché non risultano, diciamo così, utilizzabili modelli di riferimento. Il 7 dicembre a Perdas de Fogu, nella sede del comando del poligono, c'è l'incontro tra i rappresentanti del Ministero della Difesa e gli amministratori locali. Si discute dei fondi per la bonifica, di rilancio del territorio, dei nuovi dati sull'inquinamento. Alla fine della riunione a porte chiuse parla per tutti il generale Pasquale Preziosa, capo di gabinetto del Ministro della Difesa. Stiamo sviluppando questo progetto per, ripeto, caratterizzazioni, bonifiche, per ridare naturalmente vita a quest'area meravigliosa della Sardegna. Sono previsti 75 milioni nel triennio per garantire la messa a norma di tutte le aree secondo i protocolli stabiliti anche nell'ultima legge di sviluppo. Basteranno? Lo vedremo a valle delle caratterizzazioni. Il sindaco Codonesu ci aveva parlato di 1 miliardo di euro solo per la bonifica di Quirra. Questi 75 milioni per tutti i poligoni della Sardegna non sono un po' pochi? Sono 75 milioni, sono molto pochi, sono molto lontani dalle somme che noi indichiamo, però in ogni caso assolutamente è un primo passo e va visto come una cosa positiva. E questo è Capo Teulada, l'altro grande poligono presente in Sardegna. Ce n'è anche un terzo nell'isola, quello di Capofrasca. In totale sono 35.000 gli ettari occupati nell'isola dalle servitù militari e durante le esercitazioni viene interdetto alla navigazione uno specchio di mare di oltre 20.000 chilometri quadrati, grande come la Sardegna. Oggi si parla della possibile chiusura dei poligoni di Teulada e Capofrasca e della riconversione all'uso civile di quello di Quirra. Ma niente è stato deciso e qui, a Teulada, continuano ad esercitarsi sia le forze armate italiane che quelle della NATO. Qui nel raggio di miglia e miglia è vietata la pesca e la navigazione, troppo pericoloso, troppi ordigni sul fondale. Secondo un rapporto del CNR del 2005, la bonifica del tratto di mare attorno a Capo Teulada è addirittura impossibile, costerebbe troppo.
Quest'estate abbiamo incontrato il sindaco Gianni Alboi al porticciolo turistico di Teulada. 2 mesi fa Alboi è deceduto. Si è battuto fino all'ultimo perché il comune tornasse proprietario di parte del territorio del poligono. Bisogna dimenticare che noi abbiamo la penisola di Capo Teulada che è interdetta completamente perché dal 1957 si è sparato senza fare nessun tipo di bonifica. Quindi sarebbe proprio la penisola. Quindi la penisola di Capo Teulada, la parte più estrema della Sardegna, la penisola di Capo Teulada, quella è interdetta perennemente perché per anni si sono fatti gli spari da mare contro terra e mai le bombe che sono cadute in acqua non sono mai state bonificate. Mai? Ma c'è stato alcun mai, tipo dal di 1957 controllo? c'è stato qualche controllo, avevano giudicato eccessivamente costoso. Quindi quanto verrebbe a costare? Cioè, è stata fatta una stima per una bonifica qua nel territorio di Teulada costerebbe oltre i 100 milioni di euro. Per il mare? Non sappiamo che cosa significa perché mai ci hanno fatto sapere dei dati precisi sulla questione della bonifica. Da parte dello Stato erano stati previsti 10 milioni di euro per una bonifica e poi non sono stati mai spesi e mai impegnati. C'è un'altra cosa che chiediamo con insistenza, è la questione sanitaria, la preoccupazione che ogni tanto si parla di uranio impoverito, si parla di altri ordigni che possono causare dei danni. Siamo anche in qualche modo preoccupati che non ci possa essere qualche cosa di strano, per quello chiediamo che ci sia un controllo costante dal punto di vista sanitario. Si è visto qualcosa in tutto questo? No, non si è visto ancora nulla. Gianni Alboi è morto di tumore. Lo ricordiamo così, con quest'ultimo appello per la salvaguardia della salute della gente. Perché anche in questa parte della Sardegna i casi di tumore sono tanti. Elisa ha una casetta in campagna, vicino al poligono. Lì è il nostro terreno, e dove c'è il filo spinato è il poligono. Lo sai cosa fanno? Partono gli aerei, fanno il giro lì. Praticamente a volte mi devo anche inchinare perché ho paura che mi cadano in testa. È come se c'è una guerra. Ci viene una specie di stress la notte, sentire questo, tutto questo rimbombo, poi senti boom. Ma per tutto l'inverno è così? Sì, Per iniziando da settembre. Quasi tutti i giorni? Certo, perché affittano, lo Stato affitta agli altri stranieri, capite? E vengono qua a buttarci i veleni che ci possono ammazzare a noi, il bestiame, anche la vegetazione. La vegetazione, guarda, io e mio marito cerchiamo di portarla, guarda, cade, una volta che sta arrivando alla maturazione, guarda come si fa, guarda, là ce n'è per terra, non possiamo mangiare più una frutta. La vegetazione, Sammodizi è questa, quel cespuglio là, sì. il mirto. Sì. Il mirto. Era tutta appiccicata di cosa bianca. Tutto pieno, tutta la campagna. Cos'era questa cosa? Noi lo vogliamo sapere. Mio marito ha lasciato il lavoro da quando ne aveva 58 anni, era un muratore specializzato, una piccola ditta, però lui era bravo. Ha dovuto lasciare tutto, il crollo sia del lavoro e il crollo della malattia. Quanti anni è che sta combattendo con malattia? Io sono andando 15 anni. 15 anni? Sì, dal 98. Qui ce ne sono molti di malati qui attorno. Certo, tutti. Tutti? Questi qua sono morti di quella malattia. Di questa casa? Sì, erano tre mi sembra. Quindi tutti attorno qui? Sì, e poi c'è uno lì che sta molto male, poverino. Ne avete viste tanti in questi 40 anni? Qui c'è una guerra continua. Giancarlo Piras e la moglie abitano a ridosso della base aerea militare di Decimo Mannu, concessa a NATO e Stati Uniti, come Aviano. Si trova ad appena 20 km da Cagliari e si effettuano dai 400 ai 500 atterraggi al giorno. Quelli sono tutti piazzali, no? Sì. Dove sono pieni di aerei militari. Tutti questi caseggiati che vede, sì. li vede? Arrivano sì, li guardi. È tutta base militare, chilometri e chilometri. Li sentite tutti i giorni? Sì, tutti i giorni. Il figlio di Giancarlo, Francesco, aveva fatto il militare a Capo Teulada. Mio figlio è stato molto sfortunato perché comunque lui l'ha preso al pancreas, quindi è un tumore molto lento
è silenzioso, non si è mai accorto di niente. Perché avete pensato che fosse Teulada il poligono, la causa della malattia di vostro figlio? Un paio di giorni prima che mio figlio mancasse, è stato lui anche che ha detto: papà, non sarà Teulada? E questa risposta non c'è stata, non ha fatto in tempo. Dopo che è deceduto, ero andato dal professore dell'oncologico di Cagliari che lo teneva in cura in vita per chiedere la cartella clinica. E così parlando, lui aveva fatto il militare a Teulada. Come gli ho detto il nome Teulada, ha fatto un salto dalla sedia. Questo professore diceva: perché non l'avete detto prima? Cioè, pensavamo che non era importante, che non era... No, ecco il nesso, ecco il nesso. Lì voi avete cercato la risposta a quello Esatto, che diceva, alla domanda di vostro figlio, insomma. E come l'ho cercata questa risposta? Lui aveva fatto una biopsia epatica all'Università di Sassari. Non le dico quello che ci è arrivato, dall'acciaio al torio, al ferro, all'alluminio, insomma, tutti questi materiali che normalmente si trovano nel momento in cui esplodono questi ordigni. Ho preso tutto, mi sono cercato un avvocato e ho incominciato la battaglia contro lo Stato. Lui ci aveva detto: papà, dice, se la colpa è di qualche amministrazione, ti prego papà, dice, fagliela pagare fino in fondo. Io questi devo rivedere in galera. Invece, come al solito, lo Stato molto probabilmente pagherà, però con l'accordo che i militari non si toccano. Io invece li vorrei vedere in galera. Non li perdonerò mai. Guardate queste foto, sono state scattate nel poligono di Quirra, ma a sentire le testimonianze valgono anche per Teulada. I militari recuperano a mani nude i resti delle esercitazioni, senza alcuna protezione. Tra questi c'era anche Paolo Floris, ha fatto il servizio militare a Capo Teulada, insieme a Francesco, il figlio di Giancarlo. Noi vedevamo gli americani che utilizzavano guanti, tutte, maschere, caschi, occhiali, e noi niente. Niente, così, a mani nude. Sì. In quel poligono voi avete visto di tutto, americani, chi è venuto? Guarda, in primavera quando venivano di tutti, cinesi, dalla Turchia, dalla Grecia, dappertutto, dall'Australia. E c'era un tipo di controllo sulle armi che entravano nel poligono? No, non controllavo, io non ho mai visto né un capitano, insomma un graduato che in portacarrai abbia guardato cosa effettivamente loro portavano dentro, ecco. Che queste armi erano nocive, no, ecco. A livello no, non lo sapevamo. Nel 2006 Paolo si accorge di essere malato. La diagnosi è tumore di Hodgkin. E da lì è iniziato tutto il calvario, ecco. Ho fatto tanta chemioterapia, ho fatto un trapianto di midollo, radioterapia. Oltre a lei e a Francesco ci sono altri Io soldati? ne conosco tanti di Villa Cedro, insomma dei paesi vicino al mio e anche di altri di Cagliari. Che hanno fatto la leva? Sì, che hanno la leva a Teulada, sì, in quegli anni. E che sono malati? Tutti dello stesso tumore, che ci diano la conferma che sì, effettivamente è colpa di quello. Cioè non tanto i soldi, perché i soldi, guarda, non guariscono nessuno, a un certo punto non... Ecco, e soprattutto che non continuino queste esercitazioni, che non facciano più guerre simulate, ecco. Anche queste sono spese militari. Chi pagherà infatti le bonifiche sempre che verranno mai fatte? E chi pagherà le spese sanitarie e le sofferenze anche economiche di servitù militari così vaste, sottratte allo sviluppo, al turismo e alla gente che ci abita? La risposta è sempre la stessa. Se c'è un esercito ci sono le armi, se ci sono le armi ci vogliono i poligoni dove sperimentarle e non possiamo fare a meno dell'esercito per difendere il nostro paese. Ma è proprio vero che non possiamo fare a meno delle forze armate?